Scatman's World. Veneziano, ragazzi, siamo già in tappa quest'oggi, siamo... non mi ricordo neanche più un cazzo, molto bene. Ah, ok, allora, Milano, Monaco, insomma siamo partiti non da tantissimo, però abbiamo già abbiamo la merce un po' messa male, purtroppo, ragazzi, perché ho fatto un incidente. Infatti questa tappa l'avevo cominciata parecchio tempo fa, adesso l'ho ripresa, a questo punto ho detto comincio a registrare da qua, quindi da Milano a Monaco devo portare dei pneumatici. Però sono veramente un diluvio insopportabile, come sempre, perché ormai è veramente una costante. E le stradine sono quello che sono, quindi, ragazzi, ho fatto un incidente, adesso non mi ricordo neanche come, però ho il 4% di danni alla merce, quindi non proprio positivo. Siamo tratti anche su Aerotrack, ragazzi, piano piano ricominciamo tutto. Guarda che diluvio, è una roba impressionante, ragazzi, impressionante. Il nostro... ok, qua, aspetta. No, ok, non rompere il cazzo. Comunque con il monitor da 27 pollici te la godi molto molto di più, ragazzi. Ora sì che si gode, la 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 la. Dovevo arrivare entro domenica, entro le 5, quindi insomma siamo abbastanza tranquilli, ragazzi, siamo in tranquillata. Solo che le strade non sono belli. Oh, finalmente, alleluia, non piove più. Non piove più, non piove più, non piove più, non piove più, la 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 la. Ok, mancano 396 km, però qua di certo non posso correre forte in questi tornantoni qua per arrivare a Monaco. Niente, volevo ricominciare subito a registrare, perché ho detto se qua finora che finisco questa, che ho il tempo di ricominciare un'altra, ho detto boh, buttiamoci subito su questa e vaffanculo. Guarda che fatica che fa, poverino. Eurotrack Simulator. Infatti il discorso di Pro Cycling che non avete chiesto in tanti, non so, non l'ho preso sinceramente, perché ormai non dico che mi ha stufato quel gioco, però non riesco a vedere dei cambiamenti così incredibili da dire comprarlo ormai ogni anno, sinceramente. Cioè, secondo me insomma, sarebbe bisogno di qualcosa in più, ecco, per giustificare l'acquisto ogni anno. Papà. Noi siamo dei gran lavoratori, noi siamo ormai quasi 10.000 km a sto porco di Kevin. Galleria. Mamma che fatica che fa, poverino. Fa una fatica sto stronzo. Ragazzi, non è possibile, ancora pioggia. Sono andato a dormire per fare l'ultima tirata, poi fino alla fine, qua giriamo per Monaco. E ancora piove, cioè mi sono rotto i maroni però, Cioè, incredibile, sì che ho messo il valore della pioggia, dopo sarà il 15%, cioè, 20, to. E ancora problemi, ancora problemi. Cioè, è pazzesco, un diluvio, c'è una perturbazione che dura da 60 anni ormai, veramente, la classica perturbazione comediana, una delle più classiche, ragazzi. La 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 la. Il comendone canterino, figlio, il comendone canterino. Allora, 90 di limitazione. Cioè, qua con la pioggia, ragazzi, purtroppo non è facile guidare. Già sono una pippa gondolara, cioè. Qua la Veneziani trasporti, ragazzi. Mettiamo un po' i tergicristalli, i fari. Ok, 199 km. Ok, ponticello, ponticello tedesco. Il ponticello tedesco. Niente, ma veramente, cioè, è impressionante. Cioè, mi sta sui coglioni sta cosa, non è possibile avere pioggia tutte i tragitti. Cioè, veramente, chi sono, cioè. Non so cos'è questo Coca-Cola. Ma cos'è? No, non è Coca-Cola. Ho messo il Tom Cruise Control. Quindi siamo tranquilli. Ok, ciao merdaccia. Boh.
Perderò tanto qua di soldi perché ovviamente ho spaccato il 5% sono i danni, una merda, vabbè. Proprio all'inizio del viaggio ho fatto cagare, non mi ricordo neanche come perché ripeto sono passati un mesetto anche più da quando l'ho giocato l'ultima volta. Il Cume ritorna prepotente sui simulatori, da Fly a Euro, madonna, i simulatori, più bei giochi, sì, chiaramente i simulatori seri, perché vedere come stanno rovinando un po' il settore dei simulatori con cagate assurde, proprio mi sta sui coglioni, cioè, purtroppo il settore, adesso che Train Simulator mi piacerebbe, il discorso è che ha dei percorsi che stanno un po' sul cazzo, nel senso, boh, non lo so, devo pensarci su Eurotrack. Cioè su Eurotrack, su Train Simulator. 99 km. 30 km, 30 km. E siamo arrivati a Monaco. Sempre sto diluvio. Evviva! Cosa ho fatto? No, mi sono anche... sono un coglione ufficiale. Ah no, vado dritto. Ma porca di quella porca. 11%, ma va a cagare. Ma dai, che schifo, la cosa più indegna dopo il Big Bang questa tappa, Però tappa veloce per riprendere un po', perché basta non giocare per un po', che, cioè, e anche le misure col volante, proprio, poi ripeto, io sono un gondolaro, occhio, mamma mia. Cioè, ragazzi, i gondolari qua, è già tanto che riesco a fare i tragitti. Merda, piano, piano. Non sono mai stato a Monaco. Cazzo, questo non me l'aspettavo proprio. Andiamo a trovare Guardiola col suo tiki-taka. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Next stop, Monaco di Baviera. Mooncan Esplorator. Ho trovato un'agenzia del lavoro. No. Porca troia. Sono arrivato forse. Eccoci qua. Siamo arrivati. Siamo arrivati. La 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 la. Ok. Non riuscirei a fare la manovra così qualche soldino in più. Tipiche manovre comendiane, ragazzi. Ecco, cagate comendiane, modalità on. Vai. Vai. Ecco, guarda che bella. Guarda, mi do due o tre tentativi, poi vaffanculo, cioè, sinceramente. Ok. Godo. Soddisfacente, che pippata. La pippata. Ho fatto una pippata. Buono raga, allora ok, tutto regolare. Tappa andata, 404.000 euro nella Venezia nei trasporti. Prossima tappa come sempre completa. Raga, un saluto da Cumendon e ve ne siamo. Commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.